Sit-in di protesta indetto dal sindacato autonomo Polizia Penitenziaria il 21 settembre per protestare sulla mancanza di personale nell'istituto agrigentino. Operazione della DDA di Palermo tra Alcamo e Calatafimi, 10 gli arresti effettuati, tra cui l'ex senatore della Repubblica Nino Papania. Tra le accuse, voto elettorale politico-mafioso, associazione a delinquere di stampo mafioso. Appello dei vertici di Mare Amico alla Regione per salvare le coste agrigentine dall'erosione in vista di Agrigento, capitale della cultura. Bilancio positivo del Festuca Festa Raffadali, conclusi i festeggiamenti per la Madonna dell'Immacolata, successo per la serata di gala in piazza Santa Croce per lo spettacolo dell'Aurora. Successo di partecipanti al trofeo podistico Città di Favara, Memorial Agostino Fanara. L'Agragas perde in casa con il Pompei, il Castrum Favara fuori casa da Cereale rientra con una sconfitta. Panoramica della Serie D, perdono tutte le agrigentine. I risultati di eccellenza per il girone A, in testa l'Unitas Sciacca. Buongiorno, benvenuti con il nostro appuntamento odierno di TV Notizie del 16 settembre lunedì. Un sit-in di protesta è stato indetto dalle organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria per il giorno 21 settembre dalle 10 alle 12 davanti alla prefettura di Agrigento. Denunciano la mancanza di personale all'interno dell'istituto agrigentino. Il servizio. Sit-in di protesta è stato indetto dalle organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria di Agrigento per il giorno 21 settembre dalle ore 10 alle 12 davanti alla prefettura per denunciare il disagio lavorativo e le assurde quanto insostenibili condizioni di lavoro cui da mesi sono costretti a farsi carico. Non è rimasto più nessuno, afferma in una nota stampa di oggi il SAP, sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria, per mezzo del suo delegato regionale Salvatore Gallo Cassarino. I poliziotti superstiti non so quando reggeranno ancora, nonostante in ognuno di noi abbondi lo spirito di sacrificio, l'abnegazione, il senso del dovere e dell'appartenenza. Prestissimo i poliziotti in servizio non potranno più smontare, terminato il proprio turno, perché non ci sarà nessuno a sostituirli. Questo quando scritto lo scorso 10 luglio, oggi non abbiamo più le forze per spiegare quali siano le condizioni di lavoro, lo spirito e il livello di frustrazione che pervade i pochi poliziotti rimasti in servizio. Ancora più difficile e più grave è provare a spiegare il perché in questo girone infernale che pare essere senza uscita siano state coinvolte indirettamente le famiglie degli stessi poliziotti. Mogli e figli continuano a chiedersi perché il proprio congiunto che di mestiere fa il poliziotto penitenziario venga quotidianamente sequestrato dallo stesso Stato a cui ha giurato fedeltà e lealtà. Turni interminabili, continua il sindacato del SAP nel suo comunicato, variazioni di servizio in continua evoluzione, riposi cancellati, aggressione al personale di polizia da parte dei detenuti sono solo una gran parte degli ingredienti che hanno determinato la decadenza inarrestabile del reparto della polizia di Contrada Petrusa. L'area detentiva è ormai governata da pochissimi poliziotti ai quali gli viene chiesto di vigilare su più postazioni di servizio contemporaneamente, dove tutti fanno tutto, non vi è più alcuna distinzione tra ruoli, ci si arrangia insomma come si può. Il personale è chiaramente stanco, avvilito, demoralizzato, praticamente sfiancato. L'estate è agli sgoccioli, i problemi della Petrusa purtroppo aumentano e noi che siamo la voce di questi lavoratori non possiamo fare altro che dare voce alla loro e alla nostra sofferenza. Per questo abbiamo gridato, ma non è servito a nulla. Quindi, giorno 21 settembre, i lavoratori della categoria effettueranno un sit-in di sensibilizzazione davanti al Palazzo del Governo di Agrigento, perché il problema delle carceri è un problema di ordine pubblico e senza uomini in questo non potrà mai essere garantito in maniera efficace. Questo nella nota stampa del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria.
Operazione antimafia stamani eseguita dalla DDA di Palermo tra Alcamo e Calatafimi, denominata Irene, che ha visto 10 arresti, tra questo l'ex senatore Nino Papania, il servizio da Trapani. Operazione antimafia della polizia e dello SCO, il servizio centrale operativo. Sono 10 i soggetti coinvolti, tutti residenti in provincia di Trapani, gravemente indiziati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione e spaccio di stupefacenti, aggravati tutti dal metodo e dall'agevolazione mafiosa, nonché traffico di influenze, violazione di segreto d'ufficio e porto e detenzione illegale di armi. L'indagine ha consentito di documentare gli assetti e il rinnovato dinamismo criminale delle famiglie mafiose di Alcamo e Calatafimi, in particolare nel tentativo di colmare il vuoto progressivamente creatosi. La famiglia mafiosa alcamese avrebbe individuato il nuovo vertice in un pregiudicato locale che avrebbe esercitato la reggenza avvalendosi di numerosi sodali. L'indagine avrebbe consentito di attribuire analogo ruolo di reggente ad altro pregiudicato di Calatafimi, ritenuto a capo di quella famiglia mafiosa. Le investigazioni hanno consentito di ricostruire una serie di condotte di natura estorsiva, alcune consumate, altre solo tentate in danno di imprenditori locali, tra i quali un imprenditore di Castellammare con interessi nel settore della distribuzione alimentare e del mercato immobiliare e 2 imprenditori di Alcamo attivi nel settore dell'edilizia, del movimento terra e della commercializzazione di autovetture, consistite secondo le risultanze investigative nel paventare condotte ritorsive qualora le vittime non avessero versato nelle mani di un uomo di fiducia del capofamiglia alcamese la somma di 50.000 euro. Ulteriori condotte estorsive sarebbero state consumate in territorio alcamese nei confronti del titolare di un maneggio, costretto ad abbandonare l'azienda in seguito a contrasti insorti con un soggetto vicino al sodalizio. La minaccia di condotte ritorsive avrebbe poi costretto un buttafuori trapanese ad abbandonare il proprio impiego presso un esercizio commerciale di questo capoluogo in favore del figlio di un noto pregiudicato del posto, destinatario del provvedimento cautelare. L'inchiesta ha inoltre documentato l'esistenza di un connubio affaristico mafioso in grado di condizionare anche dietro corrispettivo in denaro il libero esercizio del consenso elettorale, facendo emergere la capacità dell'organizzazione di indirizzare il voto locale in favore di un candidato alcamese, coordinatore provinciale del movimento politico Via, cristallizzando chiari indizi di colpevolezza nei confronti dell'ex senatore Papania, alcamese, ispiratore del movimento e promotore di una richiesta di voti alla famiglia mafiosa dietro un compenso in denaro pari a circa 3.000 euro in occasione delle elezioni regionali siciliane del settembre del 2022. Da ultimo l'inchiesta avrebbe restituito utili elementi di riscontro in ordine all'attività di spaccio condotta dal sodalizio anche grazie all'apporto di fornitori albanesi e alla detenzione di armi occultate dagli indagati e nella disponibilità del gruppo, evidenziando così la trasversalità e la caratura criminale dei sodali. Nel corso delle indagini uno degli appartenenti al sodalizio è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di oltre 9 kg di marijuana. In quell'occasione, nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti 2 fucili a canne mozzate calibro 12 con relativo munizionamento, entrambi provento di furto. Contestualmente al provvedimento cautelare sono stati eseguiti 8 decreti di perquisizione personale domiciliare emessi nei confronti di altrettanti soggetti indagati a vario titolo per traffico di influenze, violazione di segreto d'ufficio e porto e detenzione illegale di armi. A Palermo 2 giorni dedicati alla memoria di Mauro De Mauro, il giornalista dell'Ora, scomparso mentre faceva rientro a casa il 16 settembre del 1970. Il suo corpo non venne mai trovato. Oggi il primo appuntamento in Viale degli Emagnoli, luogo in cui fu sequestrato. Il servizio da Palermo.
A 54 anni dalla misteriosa scomparsa del giornalista dell'ora Mauro De Mauro, i cronisti siciliani non dimenticano una delle pagine più oscure del recente passato. L'Associazione Siciliana della Stampa, insieme al gruppo cronisti e l'Associazione Nazionale Magistrati Palermo, in collaborazione con l'8ª circoscrizione comunale di Palermo, organizza 3 momenti di riflessione sul giornalista scomparso mentre faceva rientro a casa il 16 settembre del 1970. Il suo corpo non venne mai trovato. De Mauro era impegnato sia a svelare i segreti di Cosa Nostra quanto quelli collegati alla morte di Enrico Mattei. Il primo appuntamento con il ricordo questa mattina in Viale delle Magnolie, luogo in cui De Mauro fu sequestrato. Il secondo momento è fissato per domani, martedì 17 settembre alle 9:30 in via Pietro D'Asaro, luogo in cui, poche ore dopo la denuncia della scomparsa, venne ritrovata l'auto di De Mauro. Qui l'8ª circoscrizione apporrà una targa alla sua memoria. Alle 17 alla Biblioteca Centrale della Regione le 2 giornate dedicate alla memoria e alla ricerca e alla verità si concluderanno con la presentazione di Sparire a Palermo, il caso De Mauro del regista, autore e scrittore Francesco Sala. La figura di Mauro De Mauro lo dimostra tutt'oggi, si tratta di una figura attualissima, perché è una figura che ci ricorda l'importanza della stampa, l'importanza della libera e indipendente stampa, che rappresenta il sale della democrazia, uno proprio dei fondamenti della democrazia. E Mauro De Mauro ha dimostrato con la sua attività e con la sua vita, con la sua capacità e la sua competenza e il suo fiuto straordinario di appartenere a gran diritto ai grandi giornalisti di questo paese. Sì, naturalmente. Io ho raccontato che una volta mi trovavo litigata con mio marito e ho chiesto l'indirizzo di un albergo e mi hanno detto prenda per via Mauro De Mauro e io sono rimasta di stucco perché non lo sapevo. Non lo sapeva, però al di là del ricordo è importante anche ricercare ancora una verità che insomma dopo 54 anni non è arrivata. Certo, ed è una cosa che un pochettino hanno ricordato tutti i presenti oggi. A me piace sempre di Mauro De Mauro sottolineare il suo sguardo profetico, cioè la capacità di vedere cose che forse ancora non erano nemmeno accadute o stavano accadendo. Sapeva leggere i segnali deboli e questo per un giornalista è una delle più grandi caratteristiche. E da quelle anticipazioni che lui coglieva, poi con la sua grande capacità di cronista e di indagatore poi riusciva a tirare fuori delle storie che poi diventavano anche inchieste importanti e quindi conseguenti atti giudiziari delle forze dell'ordine. E Mariamico lancia un appello al Presidente della Regione Siciliana, all'assessore al territorio e ambiente, l'agrigentina Giusy Savarino, per l'erosione delle coste affinché si possa trovare una soluzione in vista di Agrigento 2025. Mariamico lancia un appello al Presidente della Regione Sicilia, all'assessore al territorio e ambiente, l'agrigentina Giusy Savarino, affinché trovino le somme necessarie per cercare di far rallentare l'inesorabile processo erosivo prima che sia troppo tardi. Mariamico in una sua nota afferma come il prossimo anno Agrigento sarà la nuova capitale italiana della cultura, ma i turisti che visiteranno la città rischiano di non trovare più le spiagge. L'erosione costiera continua a erodere le nostre coste, minacciare le infrastrutture viarie. Tutto ciò è molto grave, anche perché questo sta avvenendo durante la stagione estiva. Bisogna intervenire immediatamente, altrimenti durante l'inverno sparirà per sempre il boschetto delle dune e la vicina strada. Questo è il forte segnale d'allarme che Mariamico Agrigento ha lanciato ai vertici della regione siciliana. L'innalzamento del mare e le modifiche climatiche creano questi scherzi e purtroppo Agrigento e tutta la fascia costiera meridionale della Sicilia è aggredita dall'erosione. Ad Agrigento e a Sallone in particolare sta sparendo il boschetto e probabilmente con le mareggiate di quest'inverno sparirà anche la strada. Oggi abbiamo fatto un appello al Presidente della Regione e all'assessore al territorio e ambiente, l'agrigentina Giusy Savarino, affinché si creino le condizioni, si trovino i soldi per intervenire urgentemente con delle barriere solfolte per cercare di ridurre l'impatto che il mare avrà sulla nostra costa. Stand gremiti di visitatori, cookie show sold out, il Fastuca Fest, arrivato alla sua 8ª edizione, ha registrato un boom di presenze rispetto alle precedenti. Sentiamo il primo cittadino Silvio Cuffaro.
Stendi gremiti di visitatori, cookie show, sold out, il Festuca Fest, arrivato alla sua terza e ultima giornata, ha registrato un boom di presenze rispetto alle precedenti elezioni. Nella giornata di ieri laboratori di circo, arti circensi rivolti ai bambini, mentre alle 11 in biblioteca comunale si è tenuto il convegno Dieta e Benessere a cura dell'associazione Ambrosia, la consueta apertura del percorso del gusto con oltre 20 stand e altri 10 dei prodotti di aziende che fanno parte del mito e la terra. Quindi il terzo cookie show con l'evento con i maestri dell'arte bianca che si sono esibiti nel pranzo della domenica. Preparati crackers di Percisacchi, Antigua, bruschetta, 3 pomodori e croissant, salato allo zafferano, pancetta coppata con crema al pistacchio di Raffadali DOP. Come primo busiate trapanesi di Percisacchi con tocchetti di maialino, spuma di ricotta fresca, cialda di grana padano, riduzione di pomodoro siccagno e pesto al pistacchio di Raffadali. Quindi il dessert fatto con dolce frolla croccante, ganache di cioccolato di Modica GP, gela d'arancia, marmellata al pistacchio di Raffadali DOP, prodotti utilizzati durante il cooking show, fanno parte della filiera Il mito e la terra nell'ambito dei Galsicani. Quindi alle 18 il secondo appuntamento con la conversazione letteraria, protagonista del talk Franco Lauricella, autore di Mizzica, dizionario gastronomico siciliano, che ha dialogato insieme al professore Biondi, Benemino. Quindi la chiusura del Festuca Fest alle 20 con l'esibizione di Maria Amicisse, campionessa del Couscous Fest 2019, che ha preparato un couscous di semola di grano duro siciliano, pistacchio di Raffadali DOP con gamberi rosa marinati e salsa di basilico lime con dessert bianco mangiare di pistacchio al caramello salato. Un vero e proprio successo, l'8ª edizione del Festuca Fest che è stata inaugurata da Sua Eccellenza il Prefetto Romano. Diciamo che al di sopra delle aspettative. 3 giorni in cui abbiamo avuto difficoltà addirittura di contenere la massa di persone che ha raggiunto il nostro paese. È una festa che cresce di anno in anno, penso che sia una delle feste, delle sagre in cui c'è maggiore partecipazione. Chiediamo infatti maggiore attenzione da parte delle istituzioni, della regione, dell'assessorato all'agricoltura, perché non è possibile trascurare una festa che lancia un prodotto tipico locale come il pistacchio senza avere nessun sostentamento. Chiederemo con forza che la regione ci aiuti, perché è una festa che va valorizzata ancora di più e gli va dato una festa quasi regionale, come se fosse una festa quasi regionale, perché è un frutto, il pistacchio, che ha avuto un riconoscimento da parte della Comunità Europea. Dobbiamo cercare di potenziare le aree da destinare alla sosta delle macchine, perché nonostante avessimo previsto 2 vaste aree, non sono state idonee a contenere tutte le persone che sono arrivate a Raffadali. C'erano diversi pullman, cercheremo l'anno prossimo di potenziare un attimino le aree da destinare alla sosta. Il bus navetta ha funzionato perfettamente bene e cercheremo di dare un taglio un po' diverso l'anno prossimo, considerato che siamo in un anno che è il 2025, dove abbiamo la vicina Agrigento, la nostra città, che è capitale della cultura 2025, quindi la inseriremo in una organizzazione anche all'interno di quegli eventi per dare maggiore risalto e avere maggiore presenza. La Clerici ci ha dedicato pochi minuti della sua trasmissione e si vede che le informazioni che ha ricevuto sulla bontà del prodotto, sono state positive. Obiettivamente dicono che sia un frutto particolare, che abbia delle caratteristiche che non riscontriamo altrove. Ora abbiamo anche un consorzio di tutela che cercherà di salvaguardare tutti coloro che cercheranno in un certo qual modo di entrare dentro la commercializzazione di questo prodotto, portando un prodotto che non sia quello tipico locale. Tutta la notte, come si fa nelle città europee, si lavora per sgombrare le vie principali delle comunità durante la mattina, perché si inizia di nuovo a lavorare. E tutta la notte hanno lavorato, stamattina la viabilità di nuovo è stata messa a disposizione di tutti e di questo devo ringraziare tutti gli operai, tutti coloro, i volontari, tutti coloro che
ci hanno aiutato affinché questa manifestazione diventasse una grande manifestazione e si svolgesse nel migliore dei modi. Folta partecipazione di fedeli si sono conclusi ieri sera nel Santuario della Madonna dell'Immacolata con una messa solenne celebrata sul sagrato della chiesa, animata dal coro diocesano, e la successiva processione fino a Piazza Municipio. Margherita Trupiano ha seguito l'evento. Folta partecipazione di fedeli ai festeggiamenti in onore dell'Addolorata conclusi ieri sera nell'omonimo santuario con una messa solenne celebrata sul sagrato della chiesa, animata dal coro diocesano, e una partecipata successiva processione snodatasi dalla via Garibaldi fino alla chiesa di San Giuseppe, sita nei pressi di Piazza Municipio. Un grande numero di fedeli ha seguito il programma organizzato dal rettore del santuario Don Lillo Argento con il supporto immancabile e insostituibile dell'Arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori, il cui superiore è Alfonso Cotaia, una storica presenza religiosa sul territorio esistente dal 1600. Un'intensa settimana di preghiera e cerimonie religiose che hanno anche contemplato un raffinato e colto galà mariano per la regia di Pippo Calandrino. Soddisfatto Don Lillo Argento per la ricca presenza di fedeli che anche quest'anno hanno testimoniato la loro fede alla Madonna Addolorata. Grandi numeri, seppur in un quartiere spopolato e con sporadiche presenze di residenti, ma il culto mariano ha richiamato tanti di essi provenienti anche da zone diverse della città e anche dalla provincia. Ecco, stiamo per iniziare la processione della Beata Maria Vergine Addolorata. È una breve processione, solo qui diciamo verso la zona del quartiere, però è bella, sentita, anche la messa è stata partecipata. Adesso faremo questo tragitto ancora per venerare la Vergine Maria e concludere i giusti festeggiamenti. Segno di una fede intensa verso la Madonna. Sì, devo dire che ancora nel quartiere è molto radicata, ecco, questa devozione alla Vergine Madre Addolorata. D'altronde questo quartiere, il Rabbato, questa via Garibaldi, ecco, è nata proprio intorno a questo santuario della Beata Maria Vergine Addolorata, e ancora, anche se tanta gente non abita più qui, torna sempre per ricordare il suo attaccamento e la sua devozione alla Vergine Madre Addolorata. È stata una serata di gala in grande stile, con un pubblico che, sfidando l'inusuale freddo settembrino, ha gremito l'intero teatro allestito in piazza Santa Croce. Ci riferiamo allo spettacolo dell'Aurora, del quale autore è stato il regista Pippo Calandrino. È stata una serata di gala in grande stile, con un pubblico che, sfidando l'inusuale freddo settembrino, ha gremito l'intero teatro allestito in piazza Santa Croce. Momenti di intensa spiritualità, musica, prosa e preghiera hanno composto lo spettacolo dell'Aurora, del quale l'autore e regista Pippo Calandrino ha magistralmente diretto più di 100 artisti che si sono alternati sul palco sotto la supervisione di Fausto Bruccoleri. Lo spettacolo, nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna Addolorata, voluto dal rettore del santuario Don Lillo Argento con il supporto logistico dell'Arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori del Parco della Valle dei Templi, è stato presentato da Margherita Trupiano. Oggi la festa dell'Addolorata con la riapertura della chiesa di Santa Croce, un evento straordinario. Molta gente non conosceva questa chiesa e con l'occasione anche una rappresentazione mariana. Sì, questa sera, 14 settembre 2024, è una data storica perché abbiamo riportato la Madonna Addolorata alla chiesa Santa Croce per fare la festa dell'esaltazione della Santa Croce, che è in relazione e in connessione con la festa dell'Addolorata che sarà domani. Ed è una bella cosa farla in questo spiazzale della chiesa di Santa Croce. E quindi veramente personalmente sono contento come sacerdote e anche come rettore della chiesa dell'Addolorata. Lo spettacolo mariano di questa sera sarà veramente bello perché evidentemente proporranno dei canti mariani sia il coro diocesano sia il coro Santa Teresa di Lisieux di Porto Empedocle, con un'alternanza di brani musicali, di poesie, di prose in onore della Madonna. Veramente uno spettacolo promosso dall'Arciconfraternita dell'Addolorata e
del santuario di cui io sono rettore. Abbiamo invitato questo gruppo che è capitanato come regista da Pippo Calandrino e credo che veramente la gente che parteciperà resterà veramente contenta e entusiasta di quanto abbiamo proposto e di quando realizzeremo. Ecco, è stato un impegno importante il suo nel organizzare l'evento. Sì, un impegno veramente importante, fatto con amore, fatto con tanta attenzione da parte dell'Arciconfraternita, che ha voluto la Vergine Maria Madre Addolorata presente qui questa sera con il suo simulacro per questo spettacolo mariano, e quindi l'evento sarà veramente un evento che ricorderemo a lungo. In occasione della festa dell'Addolorata, la rappresentazione mariana di cui tu sei l'autore curi anche la regia qui in Piazza Santa Croce, un evento particolare che vede anche l'apertura della chiesa al pubblico. Sì, dell'Aurora è una serata di gala interamente dedicata alla Vergine Maria, che vede la partecipazione del Coro Diocesano di Agrigento, della banda intercomunale Vincenzo Bellini, del Coro Santa Caterina di Lisieux di Porto Empedocle e solisti come Clizia Prestia, Calogero Perruso, Francesca Felentino, la voce splendida di Anna Grazia Montalbano e tante altre sorprese. L'evento sarà condotto da Margherita Trupiano. È stata una rappresentazione molto ben accettata dal pubblico, nonostante la serata un po' freddosa. Ma penso proprio di sì, la gente è venuta numerosa, Piazza Santa Croce l'abbiamo trasformata in un teatro all'aperto, avevamo un po' paura per il vento, però alla fine insomma ce l'abbiamo fatta. Successo di partecipanti al quarto trofeo podistico Città di Favara Memorial Agostino Fanara. Ce ne parla il collega Giuseppe Moscato. Francesco Nucera, ASD Universitas Palermo, ha vinto il quarto trofeo podistico Città di Favara, gara valida come sesta prova del Grand Prix provinciale organizzata dalle ASD Favara Runner e Fradici Runner in collaborazione con il comitato provinciale FIDAL di Agrigento e Opes Sicilia. Il primo arrivato ha completato la gara, che si è sviluppata su un circuito cittadino di 1,5 km da percorrere 4 volte per un totale di 6 km, in 19 minuti e 44 secondi. Al secondo posto Michele d'Italia di Atletica Cisternino. A completare il podio Domenico Conti della SD Universitas Palermo. Prima delle donne Tania Militello, ASD Campobello Corre, al secondo posto la sua gemella Santina e al terzo la favarese Maria Puma, ASD Favara Runner. Sono stati 206 gli atleti dei 220 iscritti che hanno terminato la corsa, tra questi il più giovane Calogero Alba di appena 18 anni e l'80enne Francesco Paolo Lazzara.
La gara ha voluto ricordare Agostino Fanara, giovane runner favarese deceduto durante una corsa di allenamento. A lui è stato dedicato il Memorial, trofeo destinato al primo corridore over 50 arrivato al traguardo. Per la cronaca, il Memorial Agostino Fanara è stato vinto da Giuseppe Loiacono della GS Valle dei Templi. Presenti alla premiazione i familiari di Agostino Fanara, ai quali Marzia Vinciguerra e Roberto Condrino, presidenti delle due associazioni organizzatrici dell'evento, hanno consegnato una targa ricordo. A premiare gli atleti il sindaco Antonio Palumbo, con lui l'assessore allo sport e spettacolo Angelo Airofarulla, quella ai beni culturali Carmen Lopresti e il dirigente Giacomo Sorce. Per tutti i partecipanti una splendida medaglia raffigurante la chiesa madre di Favara. A fine gara per tutti un ricco buffet e anche la possibilità di visitare gratuitamente il Castello Chiaramonte e la Biblioteca Comunale Barone Mendola, oltre che alle splendide chiese presenti a Favara. Ma seguiamo le interviste. Sì, sicuramente una bellissima mattinata, una bellissima iniziativa. Come abbiamo detto durante la conferenza stampa, essere al centro dell'attenzione a livello regionale e ci sono anche persone da fuori per questi fatti positivi, sport, è qualcosa di veramente positivo. È un'occasione speciale, particolare per ricordare il nostro Agostino Fanara. Lui per questo sport ha dato tanto, ma ha dato tanto alla città e quindi era doveroso in questa quarta edizione di questa corsa ricordare la sua figura. Che saluto dà a questi sportivi? Ma io penso che il saluto oggi l'ha dato la città, perché c'è una splendida mattinata, sole, ci sono persone che vengono dalla Germania, venire a trovare una giornata di sole così bella a metà settembre è sicuramente un benvenuto. Cercheremo di dare la massima accoglienza, come sempre sappiamo fare, e mostrare il volto migliore della nostra città. Sì, oggi tocca un evento sportivo, quest'anno ci siamo prodigati ad organizzare diverse iniziative, si può dire quasi una ogni domenica. Oggi, grazie alla collaborazione tra due associazioni podistiche, la SD Runner e la SD Fradici Runner, viviamo insieme un evento straordinario. Quasi più di 200 partecipanti vengono da tutta la provincia e non solo, è un evento davvero da riproporre ogni anno. Si parte tra un po' alle 9:30 da Piazza Cavour per poi fare un circuito di 6 km e abbiamo dato comunque la possibilità, grazie alla disponibilità dei dipendenti comunali, nella giornata di oggi di poter visitare gratuitamente sia la nostra biblioteca comunale che il castello. Un evento da ripetere nel tempo e, perché no, qualunque associazione si voglia mettere in gioco siamo pronti a metterci a disposizione. Linea alla regia per la pubblicità. Pubblicizzavano viaggi illegali per migranti, chiuse oltre 700 pagine social, l'operazione condotta dalla polizia per contrastare il traffico di esseri umani, il servizio da Trapani. Social network come agenzie di viaggio per pubblicizzare i viaggi illegali verso l'Europa sulla rotta libica. La polizia ha già chiuso oltre 700 pagine in cui venivano sponsorizzati viaggi clandestini che venivano offerti anche con prezzi scontati, specie per donne e bambini, o veri e propri pacchetti viaggio per le famiglie intere. Nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di migranti provenienti dalle rotte magrebine, la Polizia di Palermo, in collaborazione con la locale Sisco e con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, ha avviato il monitoraggio delle pagine utilizzate per promuovere i collegamenti abusivi dalle coste nordafricane verso quelle italiane e non solo. Le analisi condotte anche dai poliziotti della squadra mobile, partendo dal modello operativo usato dalle associazioni criminali attive nel traffico di migranti, che si servono dei social network per pubblicizzare le proprie attività illegali e sponsorizzare servizi di trasporto offerti ai migranti, hanno ottenuto risultati sperati. Le analisi hanno consentito infatti di acquisire informazioni sui luoghi di partenza o transito dei migranti e sulle nuove modalità di trasporto, informazioni che sono risultate utili anche ai fini del monitoraggio del fenomeno e dello scambio informativo diretto con i collaterali organismi di polizia libici e tunisini. Nei siti finiti nel mirino della polizia erano indicati il costo del viaggio, circa 4.600 euro a persona, le modalità di pagamento tramite circuiti money transfer e il tipo di viaggio garantito, per esempio viaggi cosiddetti VIP.
Gli investigatori hanno ottenuto la chiusura delle pagine grazie ad una proficua collaborazione con la società Meta Platforms. In particolare, con il coordinamento della Procura distrettuale di Palermo sono stati svolti accertamenti su migliaia di pagine, gruppi e profili. 728 sono stati già chiusi e altri sono in corso di chiusura. Si tratta prevalentemente di account in uso da trafficanti attivi in Libia, ma anche in Egitto. L'Etna si agita, prosegue intensa l'attività di degassamento, mentre stanotte una scossa 3.3 si è registrata al largo di Riposto. I colleghi di Catania. Prosegue l'attività di degassamento dei crateri sommitali dell'Etna, prevalentemente a carico della voragine e di quello sud-est. Dalle 19 di ieri, come ricostruisce l'osservatorio etneo dell'NGV, il tremore vulcanico ha mostrato rapide variazioni di ampiezza che raggiungono di poco i valori alti. L'ultima di queste, iniziata alle 3 di stanotte, è stata la più forte e ha raggiunto il valore massimo alle 3:45. Le localizzazioni della sorgente del tremore sono localizzate in corrispondenza del cratere Boccanuova ad una quota di 3.000 metri. Inoltre, una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 2:02 davanti la costa est della Sicilia, a largo della provincia di Catania, a Riposto. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 23 km di profondità ed epicentro ad 8 km di distanza da Riposto. Non si segnalano danni a persone o cose. Messina risponde bene al referendum sull'autonomia differenziata. Abbiamo ascoltato Ivan Tripodi, segretario della UIL messinese, ai microfoni dei colleghi di Messina. Autonomia differenziata, una battaglia che vede insieme UIL e CGIL, la sensibilizzazione della popolazione, questa raccolta firme per chiedere il referendum, come sta andando? Ma è stata una sorpresa anche, una positiva sorpresa anche per noi, perché raccogliere firme ad agosto non era né scontato né semplice. Invece noi abbiamo avuto un boom intanto con le firme online. Solo con le firme online noi abbiamo già raccolto e superato l'obiettivo delle 500.000 firme, che sono l'obiettivo per chiedere appunto poi l'abrogazione del referendario. E contestualmente abbiamo un numero importante, migliaia e migliaia, decine di migliaia di firme ai banchetti, ai gazebo. Anche qui a Messina noi abbiamo portato avanti questa campagna con tanti banchetti, tante presenze in tutto il territorio provinciale, e i numeri sono assolutamente significativi e importanti. Evidentemente, nonostante qualcuno pensava che la gente non capisse o non comprendesse la portata della questione, la legge Calderoli, poi di questo si tratta, del leghista Calderoli, del leghista della prima ora, di quello che chiedeva la secessione del nord e dal sud del paese, la legge Calderoli, che oggi appunto si chiama autonomia differenziata, la gente, i cittadini del sud, al di là dell'appartenenza politica, di quello che sono la propria sensibilità culturale, politica, eccetera, eccetera, ha firmato con grande consapevolezza e in grande numero. Quindi è importante, perché l'autonomia differenziata, lo ribadiamo, rischia davvero di essere la certificazione definitiva di uno scollamento e di uno spaccamento del Paese in due. Da un lato un Sud che sarà sempre più abbandonato, già oggi, e ne parliamo sui temi della sanità, sui temi dei trasporti, sui temi della scuola, già oggi il Sud è in gravissime difficoltà. Figuriamoci domani con un Sud che diventerà davvero terra di nessuno, senza diritti, senza contratto di lavoro, perché poi salteranno i contratti nazionali di lavoro, e con un Nord invece che, nonostante qualcuno pensa che potesse giovarne da questa autonomia differenziata, invece anche al Nord c'è un grande successo di firme, perché capiscono che un'Italia spaccata nei fatti in due, però strettamente interconnessa e connessa, non è assolutamente accettabile. Quindi anche il Nord potrebbe poi subirne le conseguenze.
donato un defibrillatore e consegnato domenica 15 settembre in piazza Umberto a Realmonte durante la consueta raccolta di sangue organizzata dall'Associazione Donatori Autonoma Sangue di Agrigento, dai rappresentanti della famiglia Siracusa, in ricordo della mamma Assunta, un gesto nobile che ha il sapore della riconoscenza e dell'altruismo di una comunità partecipe e amica. Sullo sfondo la gratitudine di tanti donatori di sangue anonimi che con le loro donazioni hanno attenuato la sofferenza della signora Assunta. Questa nobile iniziativa ha trovato un comune denominatore, un modo per tradurre quello che è stato un dramma, un evento positivo, spiega il presidente dell'ADAS, dottor Antonio Marotta. Passiamo ora alle notizie sportive. Esordio dell'Akragas non ha portato bene alla squadra, che ha perso nei momenti finali della gara per 1-0 contro il Pompei. Ce ne parla meglio il collega Lentini. A conclusione dei 90 minuti giocati all'Esseneto, l'unica nota stonata è stata la sconfitta interna rimediata dall'Akragas, maturata in piena zona Cesarini e che regala 3 punti importanti agli ospiti del Pompei. Una sconfitta che brucia parecchio, specie quando a metterci lo zampino è stato l'arbitro della gara, il quale dapprima ha annullato una rete ai padroni di casa e successivamente non concesso un evidente calcio di rigore. Le immagini di questi episodi sono apparse subito chiare e inequivocabili, ma il VAR in Serie D non esiste, per cui i tifosi biancazzurri hanno dovuto ingoiare un brutto rospo. Una gara strana, comandata per lunghi tratti dall'Akragas, apparso concentrato, voglioso ma sin troppo lezioso nei momenti topici della sfida. Ma diciamo subito che il primo tempo è stato equilibrato con una certa prevalenza al centrocampo dell'Akragas, con il Pompei che schiera in avanti l'ex attaccante di piazza, apparso isolato e mal servito. Alla mezz'ora il primo episodio chiave, il ghanese ID, tra i migliori biancazzurri, pressato da alcuni avversari, riesce a mettere dentro, ma la gioia del vantaggio dura poco e gol annullato per un presunto fallo subito dal portiere Rizzuto e segnalato dopo che la palla aveva varcato la linea di porta. E tanta la rabbia, anche perché a subire il fallo era stato lo stesso calciatore acrecantino. Montano le proteste in campo e anche sugli spalti. Al 40° Tuccio, solo in aria, viene affrontato ed atterrato in piena area di rigore Campana. È calcio di rigore, ma non per l'arbitro che invece lascia correre. Si va a riposo tesi al massimo, ma l'Akragas c'è e sta giocando anche bene. Nella ripresa il tecnico ospite Cinelli effettua subito 3 sostituzioni, cambiando modulo di gioco. L'Akragas inizia con il piglio giusto e quindi martella l'area avversaria. Ma al 65° un fallo di Rechichi viene sanzionato con un nuovo giallo e il calciatore è costretto a lasciare il rettangolo di gioco. Akragas in inferiorità numerica, ne approfitta il Pompei che adesso ha il pallino del gioco in mano e quando tutto sembrava presagire che la gara potesse terminare a reti inviolate, al 92° ecco arrivare il gol vittoria del Pompei con Della Pietra su assist di Piazza. I tifosi di casa al triplice fischio finale applaudiscono ugualmente i propri beniamini, consapevoli che si è trattato di un passo falso immediato. Domenica prossima, derby agrigentino al Giovanni Brucoleri contro il locale Castrum Favara. Ed ora spazio alle interviste dentro gli spogliatoi.
Anche la Castrum Favara perde fuori casa per 1-0 contro la Cirreale, il collega Moscato. Sconfitta di misura per la Castrum Favara che perde 1-0 ad Acireale, dove comunque ha disputato una partita a larghi tratti equilibrata, avendo avuto anche diverse occasioni da gol. Spunti in avanti che non si sono concretizzati anche per l'ultima prestazione del portiere acese Zizzania, su tutte la pericolosissima conclusione al 30° di Deiana Testoni, che sarebbe potuta tranquillamente valere l'1-0 per la squadra favarese. Ma alla fine i padroni di casa, anche se con evidenti limiti, hanno gestito la gara, sono stati capaci di effettuare rapide ripartenze e alla fine vincere l'incontro. Ottima l'accoglienza per la squadra favarese guidata da Pietro Infantino, applaudito dai tifosi accesi per il grande ricordo che hanno di lui, stimato ed apprezzato nella patria di Aci e Galatea, ed ancora oggi ritenuto tra i protagonisti principali di quella promozione della Cireale in Serie B nella stagione 1992-93. La cronaca della gara ha visto un Favara insidioso nella prima parte che non riesce a concretizzare diverse occasioni da gol. La Cireale ci mette un po' ad organizzarsi e a reagire e al 37° va in vantaggio con un gol di Sueva. Nel secondo tempo è ancora la Cireale che si fa più volte pericoloso in almeno 3 circostanze. Favara che tenta di reagire ma rimane imbrigliato nelle maglie dei padroni di casa che riescono a gestire la gara. Nella Castrum Favara ha sicuramente pesato l'assenza di Baglione, ma anche il mancato utilizzo di Lapiana ancora squalificato e naturalmente la mancanza di una punta in avanti, per il quale il DS Longo in settimana era stato chiaro: stiamo lavorando ma serve pazienza. Castrum Favara che deve comunque mettere subito in archivio questa sconfitta e pensare subito ad organizzare le fila per l'attesissimo incontro di domenica prossima, quando al Broccoleri ospiterà l'Acragas per il derby agrigentino per antonomasia. Favara che vorrà subito riscattare la sconfitta con Acireale e a Cragandini in cerca dei primi punti dopo la falsa partenza in campionato con 2 sconfitte nelle prime 2 gare. Le squadre agrigentine della Serie D Girone I hanno perso in questa seconda giornata di campionato. Ce ne parla Lentini. È stata una giornata negativa per le compagini agrigentine. Agragas, Castrum Favara e Licata sono state tutte sconfitte e ristagnano nelle zone bassa della classifica. Peggio di tutte la squadra dei Templi che si ritrova solitaria a 0 punti. In vetta a punteggio pieno spiccano Scafatese, Locri e Sambiase. Comunque vediamo un po' quali sono i risultati di questa seconda giornata. Come detto prima, l'Agragas ha perso in casa, il Pombesi imposto per 1-0. La Castrum Favara ha perso da Cireale per 1-0, mentre Città di Sant'Agata ha perso in casa con la Noveggia Virtus per 2-1. Enna San Cataldese è terminata 0-0, il Licata ha perso in casa 2-1 con il Locri, Paterno e Nissa pareggiano 0-0, la Regina ha perso in casa con la Scafatese per 1-0, il Siracusa si è imposto sul Ragusa per 3-0, mentre la Vibonese ha perso tra le mura amiche con il Sambiase per 1-0. La classifica a punteggio pieno ci sono 3 squadre, Locri, Sambiase e Scafatese con 6 punti, segue il Paterno con 4, poi Siracusa, Novegea, Regina, Pompei, Acireale con 3 punti, San Cataldese, Nissa ed Enna con 2, Licata, Sant'Agata, Vibonese, Castrum Favara e Ragusa con 1, ultima in classifica l'Agragas a 0 punti. Vediamo ora una sintesi dei risultati del campionato di eccellenza Serie A che vede tra le agrigentine impegnate la squadra dell'Unital Sciacca che ha vinto contro il Misilmeri per 2-1 ed è in testa con 3 punti. Ed ora parliamo di eccellenza Girone A. Inizia con il piede giusto il cammino dell'Unitas Sciacca che va a vincere sul campo del Forte Don Carlo Misilmeri. Sotto di una rete segnata da Tripoli, la compagine saccense agguanta il pari con Galfano e poi vince grazie a Camarà.
3 punti importanti e domenica prossima si giocherà in casa contro il Castellammare. Ma vediamo quali sono stati i risultati di questa prima giornata di eccellenza Girone A. Parma va all'Oratorio Marineo 3-0, gara che è stata giocata sabato. L'Accademia Trapani ha superato il Castelbuono per 4-1. L'Athletic Club Palermo ha superato la Folgore Castelvetrano per 5-1. Finisce 0-0 invece Casteldaccia Città di Gela. Castellammare Marsala è finita 3-0. Lo Sciacca è andata a vincere 2-1 sul campo del Don Carlo Misilmere. 1-1 è finita Lascari e Partinico Udaci, e San Giorgio Piana, città di Lo Capo, è terminata anch'essa per 0-0. Bene, questo è tutto per l'edizione di oggi, 16 settembre, lunedì. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre potete vedere i nostri servizi sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.